e Luciano Tajoli. Luciano Tajoli alla ribalta della prima rassegna della canzone melodica italiana, un grande interprete della canzone melodica, Luciano Tajoli. Senti Luciano, io volevo andare su una piccola storia che vorrei che tu raccontassi in merito alla canzone che hai scelto. È una delle più tipiche canzoni interpretate all'ugola di Luciano Tajoli, è la famosa Scrivimi. Ma guarda, Scrivimi è nata, ha fatto successo 2 volte, è stata fortunatissima. Io la cantavo negli anni 30, ero un ragazzino, avevo qualche anno, non fate calcoli, ma cantavo di già, anche se non sapevo che il canto fosse fonte di guadagno. Io facevo le serenate per gli amici, mi facevo pagare 2 lire, era la paga di ogni sera, più un panino imbottito. Perché? Quando racconta queste cose, il fatto è che la gente pensa che siano tutte storie inventate per commuovere o per piaggeria. Invece sono verità, le verità scritte ormai nella storia della canzone italiana appartenenti a Luciano Tajoli. Serenate per gli amici, per le fidanzate, e cantavo non sapendo che il canto fosse proprio fonte di guadagno. Luciano Tajoli, scrivimi! Scrivimi! Aumenta un po' il volume. Scrivimi quando tu sei partita, mi hai donato una rosa, oggi è triste e sfiorita come questo mio cuore, l'ho bagnata di pianto per ridarle la vita, ma il tuo amore soltanto la può far rifiorire. Amore, scrivimi, non tenermi qui in pena, una frase, un rigo appena calmeranno il mio dolore. Sarà forse l'addio che vuoi dare al cuore mio. Scrivimi, non lasciarmi così, non lasciarmi così. Perché non scrivi più? Scrivimi, tu non scrivi e non torni, ti sei fatta di cielo, così passano i giorni, senza amore per me. Mentre folle ti chiamo, forse un altro ti bacia, ed io solo che t'amo, devo piangere per te. È tua madre che mi scrive che tu sposi un gran signor. Questo gelido addio è un insulto all'amore mio. Scrivimi se felice sei tu, non lasciarmi così, non lasciarmi così, non lasciarmi così, non lasciarmi così. Grazie.